Le borse crollano quasi tutte sotto il 5%, Piazza Affari ancora una volta è la peggiore, i titoli affondano e sono le banche, anche quelle del nord-est, a pagare il prezzo più alto. In particolare è stato un mercoledì nero per la Fondazione Cari Verona e Cari Paro, che hanno visto i loro aumenti di capitale bruciati dai crolli di borsa. Per la Fondazione Scaligera il prezzo di carico medio delle azioni Unicredit, pari a 800 milioni di pezzi, era di 4 euro, valutate alla chiusura della borsa 0,96 euro, per una perdita potenziale dunque di 2,54 miliardi di euro. Preoccupazione anche per la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha scelto di sostenere il rafforzamento patrimoniale di Intesa San Paolo per 228 milioni, ossia il 4,84% delle azioni. E proprio ieri la stessa Intesa San Paolo, valutata a 23,3 miliardi di euro dopo il crollo, ne valeva 18 miliardi, con il titolo che da 1,99 euro è passato a 1,13, ossia un meno 14%. Uno spettro dunque di 3 miliardi che pende sulle due fondazioni venete, che va ad aggiungersi ai 10 miliardi di euro di aumento dei capitali delle principali banche italiane realizzati nel primo semestre dell'anno, che sono stati bruciati ieri. Una crisi che si sente e viene attestata anche dal recente report sui mancati pagamenti presentato da Euler Hermes, che parla a livello nazionale di 450.000 aziende italiane che non riescono a pagare. Il dato percentuale a livello nazionale rispetto al 2010 è del più 30% di frequenza dei mancati pagamenti e del più 5% della cosiddetta severità, ossia dell'analisi degli importi medi. In Veneto la percentuale della frequenza è schizzata a un più 23% rispetto all'anno precedente, ma per fortuna ha fatto registrare un meno 11% sul fronte della severità. Guardando al futuro e dunque ai giovani, certo non migliora l'umore analizzando i dati della ricerca di Data Giovani, che se da una parte consola il Veneto, che rimane la seconda regione nel nord Italia per capacità di stabilizzare i contratti di lavoro atipici, con una media di 5 assunti a tempo indeterminato ogni 100 che avevano contratti a termine o di collaborazione, dall'altra parte fa notare come il 50% dei disoccupati sotto i 35 anni nel 2009 è rimasto tale e quale a distanza di un anno, e 1 su 2 lo è almeno da 2 anni. In totale sono 16.000 i giovani veneti che hanno perso il lavoro fra il 2009 e il 2010, 13.000 quelli che non l'hanno nemmeno trovato. E se è positiva la scalata di classifica del Veneto, da ultima nel 2009 a 16ª nel 2010, rispetto all'indice di evoluzione del mercato di lavoro giovanile, rimane un quadro di fondo negativo per quanto riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro.